L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento e il variegato mondo del volontariato in marcia insieme per l'autismo. Le enti istituzionali e le associazioni, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, hanno promosso stamani in sinergia un'iniziativa di intenso valore simbolico per accendere i riflettori sul tema e far convergere il massimo delle attenzioni della collettività sulle diverse dinamiche connesse al disturbo del neurosviluppo. Si è trattato di una passeggiata nel cuore della Via Sacra del Parco Archeologico di Agrigento dal titolo Autismo in Valle, ampia la partecipazione di scuole, associazioni e l'autorità, oltre ai vertici dell'ASPRI. È una giornata nazionale fondamentale e si deve ancora di più insistere e sensibilizzare su questo problema dell'autismo. Sicuramente sì, e penso che siamo sulla buona strada, anche perché si vede benissimo che in pratica siamo riusciti a coinvolgere tutta la popolazione della provincia di Agrigento. Guardi che oggi ci sono molte scuole, ci sono enti pubblici, enti privati, associazioni, c'è tutto. Più sensibilizzazione di questa non credo. Dopo un periodo di 10-15 anni forse è la prima volta che siamo riusciti a mettere assieme tutta questa gente e quindi finalmente forse stiamo avviando benissimo il processo di sensibilizzazione della popolazione verso l'autismo. Abbiamo coinvolto pure i bambini delle scuole materne, quindi si immagini. C'è però ancora tanto da fare dal punto di vista sanitario, mancano gli operatori. Sicuramente sì, c'è ancora molto da fare, anche se negli ultimi anni abbiamo dato molte risposte, perché sono stati creati diversi centri, molte convenzioni sono state abilitate e non solo questo, negli ultimi 2 anni abbiamo talmente lavorato bene che le liste d'attesa sono state quasi abbattute. Quindi abbiamo dato veramente risposta. Il problema è grave ed è diffusissimo. Cosa l'ASP sta promuovendo a livello territoriale per venire incontro alle famiglie? Allora, l'obiettivo è quello di aiutare le famiglie ad un'inclusione sanitaria e sociale e quindi la cosa più importante è quella di potenziare sia le strutture pubbliche che possono dare risposte e sia dove non arriviamo con le strutture pubbliche convenzionarci con delle strutture private che possono integrare l'offerta che noi diamo. Per fare questo già intanto abbiamo avviato le procedure concorsuali e abbiamo già attivato gli uffici. Io devo dare merito al dottore Volpe per il lavoro che ha svolto fino ad oggi. Si avvicina il dottore Volpe, non è e in questo momento dico, non è l'obiettivo di una giornata, ma deve essere l'obiettivo della nostra mission. Direi che è una sensibilizzazione ampiamente riuscita. La partecipazione è davvero molto molto ampia. Mette allegria vedere tutte queste persone vicine ai loro compagni, per esempio i bambini, ai loro compagni con più difficoltà. Che poi anche il concetto di difficoltà forse va un po' rivisto. Noi tendiamo a valutare le persone nella misura in cui possano svolgere delle funzioni. Ecco, forse non è questo il metro giusto di valutazione. Ci sono persone che sono capaci di amare, ciao bello, che sono capaci di amare e questo forse è il dono più bello che hanno. Poi ci sarà qualcun altro per svolgere le funzioni che sono necessarie a una società, ma questi ragazzi possono essere inseriti ciascuno con un proprio talento, una propria capacità, ma soprattutto per quello che ci ricordano ogni giorno. Una bellissima mattinata per la manifestazione organizzata in occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. Sono tante le scuole qui presenti, le istituzioni, le associazioni, ma anche i genitori. Intanto siamo felici di presentare le nostre piccole ambasciatrici, prescelte dall'ASP, soprattutto dal dottore Vetro, per far raccontare dalle loro bocche perché siamo qui. Noi amministratrici siamo riuniti tutti qui oggi al Tempio di Giumone per dire no, non esistono bimbi alti, magri, grassi o autistici, ma solo siamo bimbi unici e importanti. Solo ascoltando il cuore dei nostri compagni possiamo vedere il mondo dal loro punto di vista.